Finisce in tragedia la festa del Redentore a Venezia. La notte scorsa, tra sabato e domenica, alla fine dei fuochi di artificio che da tradizione chiudono la notte famosissima, un barchino è finito contro una briccola e un ragazzo è morto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 17 luglio 2023, la prima notizia del giorno riguarda lo schianto e la morte in barchino di un giovane a Venezia alla festa del Redentore. Incidente fatale per Riccardo Nardin, 28 anni, di Cavallino, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, dopo l'impatto con una briccola nel canale tra l'isola di San Giorgio e San Servolo. Indagini e autopsia, il cordoglio del patriarca Moraglia. Illese invece le due ragazze che erano a bordo assieme a lui, soccorsi sul posto fino alle 3 di notte. Ancora sui quotidiani del gruppo Gedi leggiamo che non è la prima volta che accade quest'anno, ben 5 barche contro altrettante briccole da inizio anno, e questo è il bilancio di un fenomeno che chiama in causa la sicurezza della navigazione in laguna e che provoca feriti, se non nei casi più tragici come nella disgrazia capitata nella notte del Redentore, addirittura dei decessi in laguna. La notizia anche sul Gazzettino di oggi: tragedia al Redentore, in barca c'entra un palo, cade in acqua e annega. Riccardo Nardi, 28 anni, dopo la festa stava riportando al lido 2 amiche. Poco chiare le cause dello schianto con una briccola, possibile un'onda anomala. Il giovane era un nuotatore esperto e conosceva bene la laguna. Il natante era provvisto di fari. Ci sono le foto naturalmente della prua del barchino rovesciata contro la briccola e delle ricerche dei vigili del fuoco la scorsa notte nella laguna di Venezia. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco poi a un centinaio di metri dal luogo dell'impatto. La notizia anche sul giornale di Vicenza di oggi: tragedia in laguna, annega 28 anni alla festa del Redentore, barca contro palo si trasforma in un incubo per un gruppo di giovani, la gita per vedere i fuochi d'artificio, dopo l'incidente illese le due ragazze a bordo. E purtroppo appunto questa delle morti in barchino per schianti contro le briccole, soprattutto di notte, è una piaga che continua a mietere vittime nella laguna di Venezia. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi, molto ridotta come sempre in questi giorni d'estate e di caldo record, temperature anche 10 gradi sopra la media stagionale. Ma parliamo di accoglienza adesso, la gestione dei migranti in Veneto. Si parla tanto di autonomia e lasciamo che Roma decida di piazzare qui un maxi hub. Sono le parole di Sergio Giordani in un'intervista a Matteo Marianna dei quotidiani del gruppo Gedi. Giordani, sindaco di Padova, esorta Zaia e Conte ad andare avanti con l'accoglienza diffusa. Non accetterò che paghi il mio comune i veti preventivi e le posizioni ideologiche di altri. La questione è molto semplice. La scorsa settimana si è parlato molto di questo protocollo regionale per l'accoglienza diffusa promosso da Regione, ANCI, cioè l'associazione dei comuni, in questo caso del Veneto, e le prefetture venete, un protocollo appunto per l'accoglienza diffusa che però ha suscitato le critiche e l'opposizione di molti amministratori locali della Lega, proprio il partito di Matteo Salvini, ma anche di Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente dell'ANCI Veneto, due tra i promotori appunto di questo protocollo. Ebbene, i loro colleghi di partito non ci stanno e si oppongono, e invece i sindaci del centrosinistra continuano a sostenere la assoluta necessità di proseguire e di potenziare invece anzi la accoglienza diffusa, proprio per evitare le strutture ghetto, i maxi hub, che negli anni scorsi molti problemi hanno causato, con situazioni davvero al limite della gestibilità e naturalmente al limite, se non oltre il limite, delle condizioni di umanità minime all'interno per le persone ospitate.
E allora leggiamo anche le dichiarazioni di Luca Zaia, presidente della regione Veneto. Non mi interessa creare faglie o entrare in dialettiche interne ai partiti, ma lavorare per risolvere i problemi. E Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, dice: non si giochi a chi resta con il cerino in mano o a scaricare il barile, sarebbe una sconfitta per tutta la regione. Di nuovo Giordani, rispondendo al giornalista che gli chiede come si esce da questo stallo e cosa è pronto a fare come sindaco di Padova, esorto Zaia e le prefetture ad andare avanti con chi ci sta. Sono convinto che non mancheranno i sindaci pronti a fare la loro parte. Per quanto mi riguarda, se non stiamo giocando a chi resta con il cerino in mano o a scaricare il barile finché questo non casca in testa a qualche comunità, se c'è il buonsenso e l'onestà di capire che chi si fa carico dell'accoglienza diffusa poi non va tradito e lasciato solo, allora Padova c'è. La questione dell'accoglienza diffusa anche sulle pagine del Gazzettino. Il caso Sinistra e CGIL con Zaia, ma spunta l'ipotesi di hub in capannoni industriali. Silvana Fanelli della segreteria confederale CGIL Veneto dice che l'accoglienza diffusa è l'unico sistema che funziona, ma in Veneto hanno aderito soltanto per ora 19 comuni. In questo caso, in questa fase, l'indicazione a favore dello smistamento, quindi dell'accoglienza diffusa, è proprio dal ministro dell'Interno Piantedosi, ma adesso il fuoco amico sul protocollo Regione ANCI arriva dai sindaci della Lega. Alcuni dati: 75.065 le persone arrivate in Italia nel 2023, ben oltre il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 116.000 migranti che secondo gli ultimi dati del Viminale si trovano in Italia tra centri di accoglienza e percorsi SAI ex SPRAR, queste sigle che appunto individuano l'accoglienza diffusa nei comuni. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva dalle montagne. Impianto Faloria con la revisione scaduta, Venezia ferma la funivia di Cliffhanger. Stop dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti, la società si difende, si pensava che la validità del certificato fosse prorogata. Insomma, la funivia con la revisione scaduta a giugno per le funi di scorrimento dell'impianto Faloria, e l'ex ufficio trasporti impianti fissi di Venezia ha bloccato le corse della funivia di Cliffhanger, la Faloria Cristallo. Sabato è arrivato lo stop dell'ente veneziano che ha fatto una verifica sulla data di scadenza della revisione e ha dato il pollice verso alla società. Ci si sarebbe dimenticati dunque di certificare il controllo pluriennale dello scorrimento delle funi passanti. Questa scadeva a giugno del 2023, va rinnovata ogni 7 anni, questione di sicurezza sulla quale non si può soprassedere. E così nell'impianto di risalita di Cortina un cartello da sabato campeggia per avvertire turisti amanti delle albe in quota: funivia Faloria chiusa per pratiche amministrative straordinarie, così recita l'avviso, un cartello che anticipa anche il servizio alternativo organizzato in fretta e furia, servizio Jeep dalla partenza della funivia al rifugio Faloria. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.